Il Movimento 5 Stelle è presente, sarà presente a ogni manifestazione che dirà no a questo genocidio. Sin dall'inizio abbiamo avuto una visione chiara di quello che stava succedendo. Soltanto chi non ha voluto vedere, soltanto chi ha voluto chiudere gli occhi e volgersi all'altra parte può aver nutrito dubbi. È stato evidente sin dall'inizio che la reazione non era assolutamente nel quadro di una legittima difesa, era assolutamente sproporzionata. Non dovevamo arrivare a 20.000 bambini, non dovevamo arrivare a 60.000 palestinesi uccisi sotto le bombe e adesso anche affamati e assetati. Non dovevamo attendere per capire quel che da subito si è dimostrato un sistematico sterminio che è diventato chiaramente un genocidio. L'abbiamo denunciato subito quando è apparso tutto chiaro, e come pure era abbastanza evidente che c'era una organica, una raffinata volontà di non far pervenire un'informazione alle nostre opinioni pubbliche. Ma i nostri governanti sapevano, e da subito, perché le informazioni sono subito circolate nonostante c'è stata una carneficina, forse una delle più importanti negli scenari di conflitto, degli operatori dell'informazione, i giornalisti. Sono stati uccisi barbaramente a centinaia e addirittura con le loro famiglie, per essere invitati a ad andarsene via per non testimoniare questo orrore. Di fronte a questo abbiamo denunciato da subito la inerzia, il silenzio del nostro governo. Noi non incitiamo all'odio, noi non fomentiamo l'odio, non ci facciamo prendere in giro, perché noi denunciamo con argomentazioni, con elementi fondati, quella che è stata l'inerzia e il silenzio complice del nostro governo sin dall'inizio. Il nostro governo ha avuto da subito ben 3 occasioni per firmare una risoluzione in seno alle Nazioni Unite. Niente, sparito, astenuto. Il nostro governo ha avuto sin dall'inizio e ancora oggi, domani mattina, potrebbe di suo quantomeno il minimo per dare la dignità a un governo che dice occidentale, che si pone a salvaguardia dei valori, della dignità umana, potrebbe quantomeno sospendere domani mattina il memorandum di cooperazione militare, e non lo fa. Da ultimo una barzelletta, adesso si stanno trincerando dietro la Commissione europea, dobbiamo adottare delle iniziative a livello europeo, però Fitto quando si delibera sparisce dalla Commissione, pure vicepresidente. E poi che cosa fanno? Pensate, la Commissione dopo 2 anni ormai di genocidio ha deliberato di sospendere programmi di finanziamento per Israele per la ragguardevole cifra di 14 milioni. Ridicoli! E ancora hanno deliberato di sospendere l'accordo di cooperazione, di associazione tra Unione Europea e Israele. Però attenzione, arriverà al Consiglio Europeo. Arriverà un accordo monco, non c'è l'embargo delle armi e si discuterà su una sospensione parziale da deliberare al Consiglio europeo a maggioranza qualificata. E ancora il nostro governo da ultimo dice: siamo disponibili però ad adottare sanzioni nei confronti dei coloni responsabili di quegli atti di violenza in Cisgiordania. Altra presa in giro, sapete perché? Perché questa deliberazione dovrà passare al Consiglio europeo. Per passare dovrà in questo caso essere deliberata all'unanimità
Viktor Orban ha già detto che il suo voto non ci sarà. Ci laviamo la coscienza e ci facciamo prendere in giro da questo governo che poi dice che loro non sono complici, ma si è anche complici col silenzio, con le omissioni, si è anche complici quando hai, a dispetto di tutto quel che accade, deciso di distruggere, contribuire a distruggere la legalità internazionale per sudditanza nei confronti di Washington o anche per sudditanza nei confronti di un alleato che consideri affine dal punto di vista ideologico. Noi non ci stiamo, non è questa l'Italia vera, l'Italia vitale, l'Italia che ha a cuore i valori veri dell'Occidente, i valori che sono iscritti nella nostra Costituzione, e per questo il movimento c'è, ci sarà e si batterà in ogni sede per denunciare questa vergogna. Grazie.